L'assedio è finito a Cordovado. Luca Orlandi si è arreso dopo 50 ore di trattative con i reparti scelti. Il negoziatore ha convinto l'uomo originario di San Donà di Piave a consegnare le armi. La svolta a mezzogiorno. E in paese si tira un sospiro di sollievo. Residenti raccontano di 2 giorni ad alta tensione. È stato terribile, come vivere in un film. Auto e moto si scontrano a Vigasio, in provincia di Verona. Un ragazzo di 32 anni, operaio DJ, perde la vita. Filippo Bonvicini era in sella alla sua Honda. Finisce con il suo maggiolino contro una parete di roccia a Segusino, vicino al ponte di Fener. Morta sul colpo Eleonora Zaffaina, 48 anni, di Caerano di San Marco, paese sotto shock. Rapina alla sala slot di Via del Santo, a Loreggia. Un uomo travisato con un casco ha puntato un coltello contro il titolare ed è fuggito con i contanti della cassa. Fino a 400 euro al mese per una stanza, niente è cambiato per gli studenti fuori sede. Con la ripartenza dell'anno accademico potrebbero tornare le proteste. A Conegliano, per la posa della prima pietra del nuovo ospedale, Luca Zaia torna sulla carenza cronica di medici. Colpa, dice, della cattiva programmazione nazionale, in aumento le richieste di prestazioni del 20%. Tappa padovana del Tour Veneto del coordinatore regionale azzurro Flavio Tosi. Dopo il rientro di Massimiliano Barison, Forza Italia pronta a nuovi ingressi eccellenti. Porta aperte Roberto Marcato. Entra nel vivo la mostra del cinema, il giorno dei film italiani. Grande attesa per il film di Saverio Costanzo dedicato al caso Montesi. Edizione regionale dei nostri telegiornali. Buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito in apertura, la cronaca. Si è conclusa oggi la vicenda dell'asserragliato di Cordovado, Luca Orlandi, veneto di San Donà di Piave. Dopo 2 giorni si è reso ai gruppi speciali. Sentite. È stato questo il segnale che a Cordovado tutto si era concluso. Uno dei GIS giunti ancora ieri pomeriggio da Livorno, appena uscito dalla corte, dove Luca Orlandi si era di fatto arreso consegnando i 2 fucili per uso sportivo, la pistola e i 500 colpi per i quali si era asserragliato in casa per 2 lunghissimi giorni. Che la mattinata di oggi fosse decisiva lo si era notato sin dalle prime ore. Via vai costante dei mediatori con l'asserragliato, giornalisti ulteriormente allontanati da via Battaglione Gemona, pompieri, polizia locale, personale sanitario, protezione civile, tutti vicini ai rispettivi mezzi e soprattutto al riparo dal teatro d'azione. Poi verso le 10 l'entrata dei GIS con l'ariete per lo sfondamento nel cortile del condominio, preceduti dal robot antiesplosivi. Tutto in un'atmosfera surreale, con l'intero paese silenzioso e l'area di intervento completamente sgomberata da residenti e attività commerciali, compresa la pasticceria diventata di fatto base logistica delle forze dell'ordine. Verso le 10:30 il via all'irruzione, al quale Luca Orlandi non ha opposto resistenza, consegnando il suo piccolo arsenale ai carabinieri. Prelevato dalla sua abitazione è stato condotto all'interno della vicina tabaccheria, dove, attorniato dai 3 mediatori e dai vertici dell'arma pordenonese, è stato rifocillato e ulteriormente rassicurato sulla sua sorte. Da quel momento in poi l'atmosfera è radicalmente cambiata. Sui volti la tensione ha lasciato il campo al sollievo per una vicenda che si stava chiudendo senza spargimento di sangue. Il resto sono veicoli che lasciano il cuore del paese, i camion dei vigili del fuoco, i fuoristrada della protezione civile e, anche quando l'ambulanza lascia via Battaglione Gemona verso le 13, si capisce che Luca Orlandi è stato portato via, molto probabilmente al comando provinciale dei carabinieri di Pordenone. Per lui al momento nessun trattamento sanitario obbligatorio firmato dal sindaco, ma un vero e proprio fascicolo al vaglio della procura di Pordenone. La cronaca ci porta ora nel Veronese. Un operaio di 32 anni, Filippo Bonvicini, ha perso la vita questa mattina poco dopo le 8 in via da Giussano, sulla tangenziale che collega Vigasio a Nogarole Rocca. Il giovane era in sella alla sua moto Honda quando si è scontrato frontalmente con una Punto guidata da un uomo del paese. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista era in fase di sorpasso quando si è schiantato contro l'auto che era appena uscita da un'area di servizio. Bonvicini, che lavorava come operaio metalmeccanico, ma era conosciuto nella zona come DJ, organizzatore di eventi, è morto sul colpo, mentre il conducente dell'auto è rimasto illeso. Sul posto il SUEM 118 con l'ambulanza e l'elicottero, i vigili del fuoco, la polizia stradale per i rilievi e la polizia locale di Vigasio. Tante notizie di cronaca questa sera. Schianto fatale la scorsa notte a Segusino, morta una donna di 48 anni. Sentite. Ore 23, strada provinciale 29. Eleonora Zaffaina, 48 anni, stava percorrendo il ponte di Fener in direzione Segusino a bordo del suo maggiolino grigio. Un impatto violento contro il muro di roccia.
Un colpo di sonno, forse, all'origine dell'incidente che non le ha lasciato scampo. Immediato l'arrivo dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È solare, molto discreta e attenta ai bisogni degli altri. Una famiglia riservata, quella di Eleonora, composta da altre 2 sorelle, Silvia e Valeria, e la mamma Vilma, 82 anni, che devono ora sostenere un dolore inaspettato e profondo. Originaria di Cairano San Marco, Eleonora lavorava alla Benetton e porta il suo cognome l'antico molino che una volta era di proprietà della famiglia. Un nucleo storico di Cairano, fa sapere il sindaco, ma sempre rimasto circoscritto al loro riservo. Sindaco che si unisce al dolore della famiglia. Come comune siamo sempre a disposizione anche con tutti i nostri cittadini. Ripeto, rinnovo le condoglianze alla mamma che conosco, tra l'altro, una persona molto gentile e anche molto solare la mamma. Spiace solo che questo fatto sicuramente gli toglierà il sorriso. Una strada, quella che si imbocca all'uscita del ponte di Fener, interessata da dei lavori per una rotonda, un tratto piuttosto stretto per una quantità di traffico anche pesante, consistente. Ma per Eleonora è stata una fuoriuscita di strada autonoma, l'origine del sinistro. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM 118, anche carabinieri e vigili del fuoco di Feltre. Ancora al vaglio delle indagini le dinamiche esatte dell'incidente. Con la cronaca siamo ora nel Padovano, a Loreggia, rapina a mano armata in una sala slot. In pieno giorno, armato di coltello con il volto coperto da un casco integrale da motociclista, il rapinatore solitario che ha svaligiato la sala slot Atlantic City di Loreggia in via del Santo è entrato in azione verso le 13, ha minacciato il proprietario e si è fatto consegnare tutto l'incasso, circa 1.000 euro. Un'azione fulminea. L'uomo ha puntato la lama contro il titolare cinese e gli ha intimato di consegnare i soldi che aveva. La vittima non ha opposto resistenza e ha tirato fuori il denaro. Il rapinatore a quel punto è uscito ed è fuggito in moto lungo la strada statale del Santo. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Cittadella che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale per cercare elementi che possano portare all'identificazione del rapinatore. Nel frattempo le pattuglie stanno monitorando le strade dell'Alta Padovana. Cambiamo ora argomento, parliamo di sanità, carenza di medici legata alle liste d'attesa. È anche di questo che ha parlato il presidente Zaia a margine dell'inaugurazione all'ospedale di Conegliano. Se non hai i medici che fanno le visite non le fai mai. 3.500 medici, se li mettessimo idealmente su 3.500 ambulatori, avremmo con 10 visite al giorno a testa, che non sono tante, 35.000 visite al giorno. Voi capite che in 2 giorni azzeriamo anche la categoria D e andremo ad aggredire le altre categorie. 3.500 medici che mancano all'appello in Veneto dei 50.000 a livello nazionale e che in questo momento non sono nemmeno a disposizione del sistema sanitario. Colpa, dice il presidente Zaia, di una cattiva programmazione universitaria degli anni passati. Ora si sta cercando di recuperare a livello nazionale con nuove norme. Ma questi camici bianchi sarebbero fondamentali per dare una risposta concreta al tema liste d'attesa. In regione dal post pandemia si continua a lavorare per recuperare le 500.000 prestazioni inevase causa Covid. A giugno avevamo 100.000 persone in attesa, quindi non con un appuntamento, per la priorità 30 giorni. Oggi stiamo andando sotto le 40.000 e contiamo di azzerarlo. Siamo già azzerati per le 48 ore, per i 10 giorni, adesso stiamo aggredendo il target dei 30 giorni. A questo si aggiunge un altro dato particolarmente significativo. Quest'anno l'incremento di richiesta di prestazioni è del 20%. Questo dà una dimensione anche di quanto attenzione ci sia nella cura dei veneti. E la Regione Veneto ha deciso di dedicare una sezione del suo sito alla relazione sociosanitaria 2023. Abbiamo voluto una grande operazione di trasparenza. I cittadini, i media, le istituzioni, spiega il governatore, potranno accedere in maniera immediata ai numeri delle prestazioni, all'analisi statistica sulle liste d'attesa, al volume di lavoro svolto, a tutti i servizi attivi negli ospedali sul territorio. Chiunque potrà avere un quadro preciso su tutti i numeri della sanità veneta, un'operazione che spero, conclude Zaia, possa contribuire a diminuire il propagarsi di fake news e imprecisioni che spesso si sentono, talvolta, a beneficio di chi vorrebbe strumentalizzare tematiche complesse come l'offerta sociosanitaria del Veneto.
Parliamo ora di politica, in primo piano per così dire la nuova stagione di Forza Italia, tappa padovana per il tour veneto del coordinatore regionale Flavio Tosi che in vista di appuntamenti elettorali importanti apre il partito a ingressi eccellenti. Fianco a fianco Flavio Tosi al centro, il più recente ritorno padovano, l'ex consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Massimiliano Barison al suo fianco. Forza Italia si riorganizza e dalla sede di Via Lisbona a Padova presenta lo staff pronto a una vera rifondazione di una casa dei moderati aperta a nuovi ingressi eccellenti. Il prossimo a entrare in Forza Italia potrebbe essere Roberto Marcato? Allora, ci saranno sicuramente altre persone di provenienza del mondo del centrodestra, anche civico, che sono delle figure di riferimento importanti in Veneto, che entreranno, torneranno, si avvicineranno a Forza Italia. Questo dopo i nomi per correttezza e lealtà non è giusto dirli. Quindi non è un no, non entra Roberto Marcato. Ma guardi, allora io ho avuto l'indicazione dal nostro presidente Silvio Berlusconi e dal segretario Antonio Tajani di allargare la base di consenso di Forza Italia con persone di centrodestra che abbiano capacità di governo. Se Roberto Marcato in Lega ancora c'è, chi è stato espulso e potrebbe essere vicinissimo a un ingresso negli azzurri è il consigliere regionale Fabrizio Boron, su cui Tosi. Chi sa amministrare, chi ha consenso personale, che vuol dire radicamento territoriale, l'auspicio di Forza Italia è proprio di avvicinare persone che abbiano quel tipo di profilo. Europei 2024 e regionali 2025 gli appuntamenti più importanti. Su Palazzo Balbi la posizione di Tosi è chiara. È chiaro che se ci fosse un ulteriore mandato, Luca Zaia è il naturale candidato a rigovernare il Veneto. Non ci fosse, io per dire, io sono uno, l'ho sempre sostenuto per i sindaci come per il sottoscritto, sono coerente. Cioè per me, se il cittadino ti vota, ha diritto di votarti più volte senza vincoli. Ciò premesso, se così non fosse, poi è chiaro che ci sarà un tavolo nazionale, è chiaro che Fratelli d'Italia sul Veneto può dire noi oggi siamo il primo partito, io sono una persona di buon senso, capisco anche che Forza Italia su un novero di 9-10 regioni che andranno al voto potrebbe dire il Veneto lo chiedo io. Questo sarà un momento dove i 3 leader nazionali decideranno i migliori candidati o candidate per tutte le regioni. Rimaniamo a Padova, il primo piano il caro affitti, torna il grido degli universitari pronti a tornare in tenda. Tornano gli studenti universitari a Padova e con loro torna il problema non risolto della carenza di alloggi o meglio dell'emergenza abitativa che riguarda molti fuori sede che non riescono a trovare affitti a prezzi abbordabili. Secondo una statistica di immobiliare.it in media per una stanza in città si arriva a spendere sui 400 euro, cifre spesso inaccessibili per molte famiglie. Servono interventi strutturali. Se parliamo di 71.000 studenti iscritti all'Università di Padova non possiamo pensare che con 90-100 posti riusciamo a risolvere effettivamente un tema che ormai non è più marginale ma riguarda anche il diritto allo studio, perché tantissimi studenti e studentesse ci stanno scrivendo ma se non riesco a trovare casa cosa farò? Cosa devo fare? Devo disiscrivermi dall'università? Un problema che si trascina da anni, quello degli alloggi per gli studenti, che non può essere risolto con interventi spot. Serve un piano strutturato, chiedono gli universitari. In 3 anni di crisi abitativa come posso effettivamente cambiare il problema se il Ministero, se il Governo, se le regioni o le amministrazioni non si impegnano per questo tema? A maggio eravamo con le tende, siamo anche molto delusi dalla condizione di settembre, ma lo sapevamo che le stanze costavano intorno ai 400-450 euro. Non avevamo bisogno di una statistica, già lo vivevamo a maggio, lo stiamo vivendo tuttora a settembre ed è veramente deludente dover una volta denunciare questa condizione. Il tema dell'emergenza abitativa va di pari passo anche a quello delle borse di studio. Gli studenti si dicono pronti a tornare a protestare. Che siano le tende, che siano di nuovo le proteste a questo punto anche davanti alla Regione. La Regione deve in fase anche di bilancio iniziare seriamente a pensare a investimenti sul diritto allo studio. Riapriamo per un attimo la pagina politica perché tra le reazioni alle frasi pronunciate sul colore della pelle dei veneti da Gio Formaggio a Focus anche quella di Francesca Benciolini, assessore del Comune di Padova. Sentite.
Un marito e 3 figli, una biologica, uno adottato, uno affidatario. È la famiglia veneta ad hoc di Francesca Benciolini, assessore del comune di Padova nella giunta guidata da Sergio Giordani, che la diversità del colore della pelle dei suoi figli la considera una grande ricchezza. I suoi figli non sono tutti bianchi. No, non sono tutti bianchi, ma questa è proprio una famiglia, come ce ne sono tante in Veneto, in Italia, in giro per il mondo. Oggi siamo appunto mescolati, le famiglie sono varie e ognuno di noi vive la sua esperienza e le persone sono persone a prescindere dal colore della pelle, anzi nella bellezza di una varietà che è anche diversità di colore di pelle. Orgogliosa della mia famiglia veneta di tutti i colori, ribadisce l'assessore Benciolini, che così spiega la sua reazione, senza mai citarlo, alle dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio, che nel corso di Focus, l'approfondimento condotto su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, condotto dal direttore Luigi Baccialli, ha ribadito con forza: voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti che hanno la pelle bianca. Le dichiarazioni del consigliere regionale Gio Formaggio sono distanti da quella che è la sua realtà. La mia realtà, ma credo anche dalla realtà di un Veneto che è da millenni in contatto con le culture di tutto il Mediterraneo, di tutto il nord Europa, dell'Asia, nel senso che siamo una terra che ha ricevuto e ha dato continuamente contatti. Abbiamo un'università che ci ha portato sul territorio persone della cultura di tutti i mondi, da quello arabo a quello dell'Europa. Abbiamo il commercio, Venezia era una città in contatto con il mondo di allora e anche oggi è luogo di incontro e di incroci, e questo è il Veneto, è inutile negarlo. Se non coltiviamo il senso di appartenenza nelle persone che abitano, vivono, fanno la nostra comunità, come pensiamo di creare coesione sociale, benessere e felicità? Spiega Benciolini, che conclude: pensare che il colore della pelle sia ancora un problema è una discriminante. Siamo a 60 anni dal famoso discorso I Have a Dream di Martin Luther King e ancora stiamo a guardare il colore della pelle e a decidere se questo è un elemento che distingue e fa migliori le persone. Credo che sia veramente una lontananza abissale rispetto alla realtà, e da una persona che governa e che amministra ci aspettiamo, se non altro, un piano di realtà. Cambiamo decisamente argomento e andiamo a Venezia con il Festival del Cinema, il giorno dei film italiani al Lido, ben 4 nelle varie sezioni, più una proiezione speciale a mezzanotte. Sentite. Venezia è sempre stata presente nei lavori più importanti di Saverio Costanzo, quasi un battesimo, che stasera torna per la proiezione di Finalmente l'alba, il secondo film italiano del concorso principale di Venezia 80 alla mostra. È la giornata dei film italiani al festival. Tra le diverse sezioni sono presentati Una sterminata domenica di Alain Parroni, L'anno dell'uomo di Claudia Casale, Felicità, che rappresenta l'esordio in regia di Micaela Ramazzotti, oltre alla proiezione speciale di Mezzanotte per Ultimo mondo cannibale di Ruggero Deodato. Così Saverio Costanzo si è raccontato per noi. Questo parla della storia di questa giovane ragazza comparsa negli anni 50 a Roma, che va a fare il provino per prendere parte ad un peplum, a un film egizio girato a Cinecittà, e passerà la notte con un gruppo di attori americani, in notte in cui perderà, diciamo, l'incoscienza dell'adolescenza e diventerà una donna. Com'è nata questa passione? È nata dal desiderio di, attraverso questo linguaggio, di chiarire sempre di più anche a me stesso che cosa ci faccio qua. Io penso che i robot, per quanto sempre più consapevoli ad oggi, poi chissà fra 100 anni, ma ad oggi non potranno certamente, non potranno mai replicare l'umanità. Ecco, io credo che sia impossibile. Meno male. Meno male, certo. Saluto moltissimo tutti gli spettatori di Antenna 3 e spero di vedervi ad un'altra Venezia.
E a proposito di grandi eventi, sono iniziati ieri sera i festeggiamenti del Palio di Montebelluna, la sfida finale domenica che Antena 3 vi trasmetterà in diretta a partire dalle 13:30 con l'approfondimento Quelli che il Palio, commenti e pronostici della gara che entra nel vivo alle 17 con la sfida delle 11 contrade e la corsa dei carri da Piazza Colonna a Mercato Vecchio, poco meno di 2 chilometri in salita. Un percorso lungo, il quale gli atleti dovranno spingere il pesante carro agricolo fino al traguardo. Il miglior tempo decreterà il vincitore. Per questa edizione è davvero tutto, vi lasciamo ora le previsioni del meteo, grazie per averci seguito e una buona serata qui su Antena 3. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo. Settembre al via con sole e caldo gradevole grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio della giornata di sabato. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole con cielo sereno o al massimo velato, innocue velature in corrispondenza dei rilievi. Temperature in contenuto aumento, minime tra 13 e 20 gradi, massime comprese tra 24 e 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo con ampio soleggiamento e cielo limpido senza piogge. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso soleggiato con limitati addensamenti nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.